Quando Samuele al diventa vieli, al mettei sei figli a fare di giudici in Israele. Il suo primo figlio aveva nome Joel e il secondo Abie. Ieri in giudice a Bersabè. I sei figli però non erano grandi da ur di lui. Si lasciarono in cea dai bes, i ciappari in regai e faserono la fur di plompi il diritto. Duci anziani di Israele si derin donge e allerin acciattà Samuele a rame. I diserin: oramai tu sei diventato vieli e i tuoi figli non vanno più da ur di te. Po ben danus un re che nus fase giustizia come che han duci forest. I displasea Samuele che avessi detto: danus un re che nus governi, e al preal Signor. Il Signore disse a Samuele: contenta il popolo in tutto che ti domande, perché che non ti han buttato di bande te, ma mi han buttato di bande me, che non vuoi che io regni per zore di loro. Tutto che mi han fatto, e mi di, dal dì che mi han fatto venire fuori dall'Egitto fin come che mi han plantato e si sono buttati qui Dius forest, tal fasin anche a te. Po ben, contenti in ciò che ti domandi, domme visiu prime clare tont e spiegur tutto che alvarà diritto il re, che regnerà per zore di loro. Samuele gli ripeté al popolo che gli domandava un re, tutti gli speravoli dal Signore. Ur disè: vece che alla diritto il re che us resarà, alciolerà i vostri figli per destinaio ai siei ciars e ai siei ciavai, e accorreranno da ur dal sociar. Iu doprerà come sorestanz di 1000 e come sorestanz di 50. Iu fasarà fa gli svoris per sé, seselà il suo forment, fabbricar li sos armis di guerra e gli argains dai siei ciars. Alciolerà gli vostri figli per sprofumar, fa di mangiare e fa pan. Usciolerà i vostri champs, i vostri vignai, i vostri olivars, i miei coveis e usaiderà i sei ufficiai. Alciaparà sugli decimi sui vostri semenas e sui vostri vignai e usaiderà ai sei conseir e ai sei fameis. I vostri fameis, gli vostri servis, i vostri bus e i vostri mus, i miei coveis, lui ucciolerà e io farà lavorare per sé. Alciolerà la decime dal vostri bestian minut e voi so diventereis i sei schiavi. In che volte opetereis berlis per colpe del re che si varessi il sud, ma il Signore in che dì non stornerà la fe risposte. Il popolo non vuole ascoltare Samuele e gli disse: no e no, o volin un re, e o volin iesi anche no compagni di duci popoli. Il nostro re nos governerà, agli sarà da urdino e al combatterà gli nostri battaglie. Samuele al sentì tutti gli speraulis dal popolo e gli scontate orele al Signore. Ma il Signore disse: contenti in ciò che ti domandin e metti su un re. Allora Samuele disse agli uomini di Israele: tornai tu ognuno te societat.